Fa caldo. Senti che musica stamattina, senti, si è cambiata musica in Italia, anzi nel meridione. Sto un po' raffreddato. Ti fate fare scelta cose, come? Cos'è questa musica? È una musica delle 5 Stelle. Ecco la musica la musica di che tempo. Beh, l'unica cosa che io sono contento, innanzitutto prima di dire buongiorno, 5 che ci sono 3 barlettani che hanno a Roma. che sono andati a Roma. Complimenti a Suntela Messina, a Quarto e al signor Dario Damiani, di vero cuore, auguri. Un drizzuto name. Questo si House. Strano, Stanno sistemando. C'è successo. Qualche cosa è successo. Buongiorno The Gate, la Vicky saluta sempre. Buongiorno Vicky stai bene. Una buona giornata a tutti quanti voi di Barletta Vest, che vi augura il meglio del meglio e una buona un buon inizio di settimana. Non fate gridare è una buona avventura per quanto riguarda questo governo. Speriamo che ci porta bene. Io dico che non è cambiato niente. Il 5 marzo, no, il problema è noi aspettavamo il 5 marzo, parlato il 5 marzo, giriamo la pagina, diceva mia nonna, voltiamo la pagina, noi volevamo pensare a Barletta che favore. Buongiorno alla notte, buongiorno. Volevamo pensare a Barletta che favore. Vedete, questa è la stazione di Barletta, che c'è chi viene, c'è chi va. Una buona giornata a Bergamo. Pensiamo a Barletta, tutto a posto. Vedete, cari amici. Pensiamo a noi adesso, vediamo adesso come va. Attenzione a te. Sì, ho visto, zio. Da due che destra è street. No, andiamo di qua che qua. Si vede qua di là, si sente poco. Anna Curci, buongiorno. Chi è questa Anna Curci? No, Anna la conosci? Sì, sta in Francia, sì? Barlettana. In Francia. Allora com'è andata? Zio, onestamente? Ragazzi, c'è sicuramente un voto di protesta. Adesso vediamo se tutta questa massa critica. Buongiorno Don Bruno. Don Bruno. Fabriano, questa Fabriano. Sì, Fabriano. Ora vediamo se questa massa critica a Barletta darà i frutti. Perché l'altro il 2013, non vi dimenticate ragazzi che il 2013 alle politiche arrivarono 14.000 voti, mi ricordo, 14.000 voti di protesta, e poi alle comunali non andò un mezzo consigliere che poi cambiò casacca, capito? Quindi le politiche sono una cosa, le comunali sono un'altra, quindi concentriamoci nelle comunali. Comunque in bocca al lupo a tutti, buon lavoro. No, dobbiamo allora la mia campagna elettorale, che poi non è il mio pensiero, il mio pensiero era di avevamo la possibilità di portare barlettani a Roma, che almeno quando c'è da alzare la mano per Barletta penso che la vista io alzare però insomma due dei tre che sono andati andranno all'opposizione, zio. Lo so, a cambiare. Lo so, l'opposizione è un Dario Damiani sempre in opposizione, vero? Professore, sono contento per il professore che hanno questa una base. Sì. Soprattutto quelli che contestarono le paleoliche progettate dal professore. Vabbè, studiate ragazzi, studiate, prima di parlare la vita studiare. Che dice Francesco? Un buon risultato per la città, un ottimo risultato per la città, un eccezionale risultato per la città. No, è veramente, ciao Michele Di Pietro, pensi male. Va bene, adesso vediamo un po' come fare, mo concentriamoci, facciamo passare questi 2 giorni di sbattimento e poi pensiamo a Barletta. No, una cosa è certa, che stiamo prima di votazione e stiamo dopo di votazione. Domani Qualcuno ora volerà. Chi
piano piano. Qualcuno volerà. L'importante è che tutto va per il bene di Barletta, tende a un problema, resta uguale. Un sottopasso, stai sempre te, a vedere sempre te, a destare sempre te. Comunque stanno le scuole pure aperte. Tutto quanto lo so Michele, fanno tutti i cazzi loro, lo so, può anche darsi che sia così, ma vediamo com'è. Tanto la promessa nostra era quella, la manterremo, abbiamo i numeri di telefono e gli indirizzi, andremo a dire come mai, come state, che è successo, vediamo le nostre amministrative, come vanno, umor sei sempre good. Sempre presenti, Michele Di Pietro, mule conducenti, vai! Siamo una macchina noi siamo una macchina che difficilmente... Dobbiamo stare in piedi, veramente. Allora, ieri ebbi un battibecco con un mio carissimo amico. E perché? Ma no, però disse, Lello, io ti stimo, ti voglio bene. Perché tu voti Filippo? E io gli dissi, perché alla Camera dei tre barlettani, l'unico barlettano. E io voto barlettano. Della Camera. Io ho votato. Infatti ragazzi chiariamo, i tre barlettani che vanno a Roma, vanno al Senato tutti e tre. Ecco. E cominciamo a parlare buono, vanno al Senato tutti e tre, 2 di questi 3 all'opposizione. Vediamo se ci date una mano a Barletta, l'unica cosa è quello. Vai zio, non ti voglio interrompere. Scianna mia, non è un'amica tua, sì, no, è un'amica di Barletta Vesta. No, è un'amica tua, la saluto sempre Scianna mia. Perché come saluto Vicky, come saluto Michele, come saluto tutti. Va bene, vai avanti. Ci cominciamo a salutare con Magnetò, poi non finire a prima va. A Giuena, a Pino, a Enzo, buone feste. I pubblici adesso stanno facendo. Enzo Delvi, il 2 marzo, il suo compleanno, non è detenuto. È vero, ma sei proprio un bastardo. No, Enzo Del veramente. No, ma non gli piace, non gli piace pagare. Poi mi vuole dire su Facebook, perché si fa cazzetta. Il 2 marzo è compleanno Enzo Del. Vallo, diceva io non. Se incazzi sempre, ultimamente lo vedo un po' arrabbiato sempre, vedo. No, mi dai c'è bello, allora. Ecco, andiamo. Stavi a dire, quindi che come hai discusso con questo amico? Oh, dice. Ci finisce a ammazzare? No, assolutamente. Chiacchiere. Ciao. Io ma sai che non a birse sempre io vedete ragazzi. Così ho paradiso me, Paradiso stellare. Saluto da Torino. In che zona di Torino stai Gianni De Santis? Vai a via Pastrengo 29, che sta a casa mia. Mo è sto totale. E qui un po' di musica. Questo da Urbo, questo è quello della Foresta Nera. Sì. Ma adesso che cosa e niente, diceva tu sei Barletta Vesta, vai controcorrente. Caraccio di Andrisi, Caraccio del Barlettano, signora Luigia, Barlettano nato a Barletta. La mamma e il papà sono amici di mamma e papà. Voi ne sapete cose del disciplino. Al di là del politico, non dite cazzate, scusate. Dai. Non se ne sciolto. Niente, ha detto Lello, io ti rispetto, però per quello che fai non dovresti. E io gli ho detto tante cose. E vabbè, se stanno così fatti. Ma andate. Mi devo fare quanto è bella. Comunque, ragazzi, io di politica non voglio parlare più. No, invece, ma parlare. Perché mi sono veramente stancato. Perché avere con 4 deficienti di 5 Stelle barlettani, perché sono deficienti, ma proprio deficienti. Ma quelli sono. No, perché chi ha parlato? Cioè, godetevi la vostra vittoria. Questa è una bella vittoria che ha fatto 5 Stelle. Godetevi e cerchiamo. Io per il bene del mio paese, il bene del mio paese italiano pure, spero che veramente quello che hanno detto lo fanno, perché è una bella realtà. La gente veramente si è schifata
di questa gente. Ho capito bene, ma tu vuoi fare distinzione fra i 5 Stelle nazionali e i 5 Stelle di Barletta? 5 Stelle nazionali io li amo, 5 Stelle barlettani, lo dico e lo ribadisco, sono delle capre, ma capre, perché io sia ben chiaro questa cosa, questa è una cosa che la posso mettere al banco cioè facciamo alla piazza questa distinzione. Io 5 Stelle non neanche lo dico se ho votato, io 5 Stelle per quello che dicono li amo, ma per quelli che stanno a Barletta, cioè veramente che non hanno fatto mai un'opposizione, non esistono e si credono chissà che cosa. Ma la prossima volta andranno. Sì, 50 perché i signori che sono stati, io per esempio il signor Quarto, non per fare la leccata, io ho sentito parlare tutti bene del signor Quarto, il professore dice che è una bravissima persona, io non lo conosco, non posso giudicare, però quando vedo che vogliono fare gli attivisti, perché sulle ali dell'entusiasmo tutti bravi siete, tutti bravi, i problemi, quando ci sono i problemi dovete vedere se siete bravi. Perché per esempio un signor D'Ambrosio, se 5 Stelle non vinceva a livello nazionale non lo conosceva nessuno, come tanti altri che si sono messi a traino, che è quello il vero problema. No, non mi sto agitando, Ecco perché dico rispetto, è come il 2013, cerchiamo di rispettare il risultato ottimo per portare qualcosa di nuovo anche a Barletta. Magari a Cristo, non vi dimenticate che l'altra volta avete mandato mezza consigliera che è diventato un bravo, che è diventato zero. E io quello volevo arrivarci. Lasciali, non ti preoccupare, facciamo un'ustica. No, perché molta gente si sente importante, capito? Ma non ha capito che non sono loro, non hanno votato, hanno votato il partito di quelli che si sono fatti il mazzo sopra. Capito, sì. Vediamo, tanto adesso sono 100 giorni di furore. No, Franco, io non generalizzo, io dico la verità, il mio difetto che è Deic, e voi chi vuoi a Deic? Adesso vediamo. Io non ho piedi sulla lingua con tutti, questo sia ben chiaro. Ti fai la barba la mattina? Oggi non stai granché, eh? No, e poi c'è mezzo raffreddato. Ma c'è un smondeggio, un bundeggio. Alla scuola, ragazzi, vediamo. Speriamo che quest'area nuova arrivi anche a Barletta. Vediamo adesso pure noi. Vediamo esattamente come fare. Come dice Francesco, è vero, è di poca sostanza, è vero. No, ha ragione, però quello che voglio precisare, cioè che a Barletta non hanno fatto mai opposizione, mai. Ma non c'era, no. Ma tu sei un attivista, fai opposizione, fai come a Barletta Vest, va a trovare la munnezza, va a trovare un schifo. Solo che noi non l'abbiamo fatto per questioni politiche, così è piccolo paese come. L'abbiamo fatto per l'amore della nostra città. Ecco perché ti dico, secondo me. Secondo me, come stanno loro, stanno pure no. A parte il fatto, ma scusate, c'è qualcuno, la lista ve l'hanno autorizzata? Perché non c'hanno ancora la lista, che ora autorizzeranno tutti. Si è allagato forse qua? Si è allagato forse qua? Vedi, sono i pompieri, sono pronti ancora. Si è allagato. È che quando ci sta avuto Berlusconi che sei. Si è mandatito che dei. Questo è tutto no, però si è girato. Ma è nato per fare lo show. Quello si inventa ancora non dormire. Non dorme la notte, ragazzi, non dorme la notte, Francesco, la notte. Ma quella non l'hanno arrestata, quella. Ma ce ne sei, che tutti. No, ma quella ha fatto qualche.
No, secondo me non è reato, se mi sentiva la notte. No, neanche nudo, perché c'aveva scritto sulle tette. È vero? Sì. Va bene ragazzi, non ci preoccupate. Comunque Barletta quando piove è sempre bella. Tutto a posto. Adesso non ci sa già qui. Non funzionava, è sempre entrata stella. Strategia dell'amore. Il mio sogno stai seguendo con il cassetto e stai sempre a te. ecco perché ti dico. Ma tipici. Secondo me a parlare, vabbè, ma ormai è giunto il momento. Zio c'è. Riesci a picchiare Kerta, mi dai il suo hotel perché picchiate l'ha visto trattato. Vediamo la strada dell'amore, come sta la strada dell'amore? Mi dispiace che state scritto. Scusate, perché non si va? Non si vede tutto, no. questo bastone. Cioè, la strada dell'amore. La strada dell'amore che volevo fare io. Tutte spiene di spazzatura. Dici di fare qualcosa bella? Niente. Va bene, chiudiamo con Eraclio, dai, chiudiamo con Eraclio. Manca la musica sto fondo, Vicky, ma Mattei, vai, metti la musica, Vicky, casolamente. Ecco lui sta sempre comunque, sempre. Ascin. Buongiorno Are. Beh, salutiamo? Sì, salutiamo ragazzi, mi raccomando, 100 giorni all'alba, finita una battaglia ne comincia un'altra. E poi succede un caso, perché poi adesso per tutto il barrettone. Tutti quanti. Da Barletta a Vesta, The Gate. E le Lurus. Ciao. Buona giornata a tutti. Ciao. Faccio vedere Piazza Caduti che mi cade. E ci mi ha fatto male. A posto. Ciao.